Si è svolta ieri mattina presso la concattedrale Santa Croce di Villaseta la celebrazione del Precetto Pasquale Interforze, un evento di grande significato che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze armate, di polizia e degli enti dello Stato. La cerimonia è stata officiata dall'arcivescovo metropolita di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, e concelebrata dai cappellani militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente al cappellano della Polizia di Stato. Presente alla cerimonia il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il sindaco Franco Miccichè, unitamente alle principali autorità istituzionali, civili e religiose della provincia. È stato un momento di raccoglimento e di riflessione per tutti i presenti. La celebrazione del precetto pasquale interforze rappresenta sicuramente un momento di grande valore simbolico che testimonia l'unione e la coesione tra le forze dell'ordine che operano al servizio del nostro Paese. Nel corso della sua omelia, Monsignor Alessandro Damiano ha sottolineato l'importanza del servizio svolto da uomini e donne in divisa che quotidianamente si impegnano per la tutela della collettività. Il pastore della Chiesa agrigentina ha inoltre ricordato i valori di sacrificio, dedizione e senso del dovere che animano il loro lavoro. Alla messa hanno partecipato alcune scolaresche che nel piazzale della parrocchia hanno potuto ammirare l'esposizione allestita per l'occasione di mezzi e materiale di tutte le armi e i corpi e gli enti rappresentati. È stata anche l'occasione per lo scambio di auguri pasquali e una foto ricordo nella scalinata della chiesa.